E in questi anni le cose che abbiamo fatto sono state tante. Prima Lisa mi diceva parla delle caserme. Boh, io posso tenervi qua 2 ore, 3 ore sulle caserme. Dico solo 2 elementi essenziali sulle caserme. Allora, innanzitutto si tratta di un'operazione che abbiamo inventato noi. Cioè, adesso parti qua, tutti dovete fare, tutti dovete organizzare le cose, in realtà io nel 2009, quando sono diventato sindaco, l'area era demaniale, non c'era nessun progetto su quell'area ed era tutto da costruire, insomma. Allora, il primo obiettivo che ci siamo dati è stato quello di valutare che tipo di sviluppo dare a quell'area, cioè cosa vuole farla? Case, centri commerciali, zone industriali, e abbiamo capito, abbiamo intuito che la nostra comunità, il nostro territorio aveva bisogno di servizi alle persone, soprattutto agli anziani, e quell'area secondo noi poteva essere l'area da destinare a servizi sociosanitari. Abbiamo candidato un progetto per ottenere 73 posti per anziani non autosufficienti dall'ULSS, e qui è il valore aggiunto che noi abbiamo messo in campo, no? Perché una struttura, una casa di riposo si fa se quelli che la fanno sanno che metà della retta viene coperta dalla regione, perché se uno fa una casa di riposo privata diventa una roba che non sta in piedi. Qua non siamo in un paese, in una città dove la gente ha 3.000 euro al mese da spendere per mandare il nonno in casa di riposo, e le pensioni sapete come che lei, quindi è necessario, fondamentale, avere la quota regionale. Bene, noi abbiamo portato a casa 73 posti in un bando, quindi abbiamo concorso con tutti gli altri comuni, Vittorio, con gli altri, insomma è stata una battaglia non da poco, e in più poi negli anni successivi ne abbiamo portato a casa altre 13, adesso ci sono 86 posti accreditabili. Dopodiché avevamo il problema di fare l'opera su un'area che non era del comune, era del demanio, e il federalismo demaniale non era ancora stato adottato, per cui noi avevamo bisogno in fretta di avere l'area. Allora abbiamo trattato per anni con il demanio finché nel 2015, attraverso un'operazione di permuta, perché il governo Monti aveva impedito ai comuni di acquistare cash le aree, non potevamo fare acquisti a titolo oneroso, ma non potendo fare acquisti a titolo oneroso abbiamo pensato di fare la permuta tra l'area delle caserme dei carabinieri e 23.000 metri quadri della caserma dei militari. Chiudiamo la permuta, diventiamo proprietari, il comune diventa proprietario di 23.000 metri quadri, su 11.000 di questi 23.000 facciamo un bando di assegnazione, una gara in cui diciamo chi vuole costruire una casa di riposo e gestirla, avendo a disposizione 86 posti per anziani non autosufficienti. Bene, abbiamo fatto un bando, si è candidato una cooperativa di Biella, una grossa cooperativa di Biella che si occupa di case di riposo e gestisce queste operazioni, e ha vinto il bando. Tenete conto che su questo tipo di mercato io ho scoperto un mondo che non conoscevo, ma sono veramente spietati. Nel nostro territorio ci sono case di riposo gestite dalle IPAB, dalle fondazioni eccetera, che per avere un posto da accreditabile, cioè lo dice pianta il cortello, ma è una cosa molto in cui, e avere un'area con 73 posti, 86 posti accreditabili qui a Codognè voleva dire spiazzare il mercato, perché qua nel territorio nessuno voleva un concorrente così forte con tanti posti a disposizione. Bene, noi siamo riusciti a superare anche queste, come dire, tensioni, queste difficoltà. Quelli di Biella sono arrivati, hanno presentato il progetto, gli abbiamo dato il permesso a costruire. La cosa è partita ieri, abbiamo fatto la posa della prima pietra, adesso hanno 1 anno e mezzo di tempo per costruire la struttura. Noi siamo a disposizione per collaborare con loro, adesso è una partita in mano a loro, in mano ai privati. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto fino all'ultimo, cioè il percorso l'abbiamo portato a termine, adesso spetta a loro andare avanti. Qual è il valore aggiunto di tutta questa operazione? 1. Si fa un'opera a Codognè che vale 7 milioni di euro, quindi pensate all'indotto economico che gira attorno a una casa di riposo, alla costruzione solo della casa di riposo. 2. Almeno una cinquantina di dipendenti tra operatori sociosanitari, infermieri, medici e quant'altro.
3. Si riqualifica un'area abbandonata, perché le caserme, se non c'era questa operazione, cioè non è che ci sono tante possibilità a Colognè. A San Fiore hanno fatto il centro commerciale, c'è qualcuno che aveva pensato di fare, di fare qualcosa di commerciale là, però dopo c'è il tema della viabilità, c'è il tema di dire ma a noi interessa avere un centro commerciale a Colognè, o è meglio puntare sui servizi sociosanitari. Abbiamo puntato sui servizi sociosanitari, quindi quello sarà il motore di sviluppo di tutta l'area, e come diceva Lisa prima ci saranno, abbiamo già in progetto delle case ATER, quindi per l'edilizia popolare. Abbiamo l'idea di sviluppare delle abitazioni assistite con i medici che danno un'assistenza H24 agli anziani anche autosufficienti, e poi c'è tutta l'area verde dietro che si presta all'attività sportiva. Insomma, diventa un centro veramente importante e potrebbe diventare veramente un esempio e un fiore all'occhiello per tutto il territorio qui attorno a noi. Ecco, io vi dico una cosa, io ho posato la prima pietra della casa di riposo. Mi piacerebbe che a inaugurare la casa di riposo, ecco, non fossero coloro che per 10 anni mi hanno rotto le palle dicendo che non si sarebbe mai fatta, che non si poteva fare, che abbiamo sbagliato, che abbiamo sprecato soldi, che ci asteniamo perché guai, non si sa cosa succederà. Ecco, io ho fatto di tutto per arrivare all'obiettivo e ho dato il via all'operazione. Spero che il taglio del nastro lo faccia la Lisa. Ecco, dammi una mano a fare in modo che la Lisa la taglia questo nastro, perché è veramente una cosa che riqualifica il nostro comune, è importante. L'ultima battuta lasciatemela fare, prima Lisa parlava della bretella. Allora, siccome anche qua ne sento tante, il prossimo che dice, il prossimo che dice che il sottoscritto ha perso 8 milioni di euro a disposizione del comune di Colognè, sappiate che io vado ai carabinieri e faccio una denuncia, perché mi attribuisce un reato. È un reato, sapete, non usare soldi pubblici, distrarre soldi pubblici quando hanno un destino, cioè oltre che essere un danno erariale, oltre che essere sbagliato, è una cosa grave. E figuratevi se io, avendo a disposizione 8 milioni di euro, anche che ci fosse stata la possibilità di fare la bretella, dicevo no, questi 8 milioni qua non li voglio. Figuriamoci, noi qua abbiamo detto, ma parliamo di 10 anni fa, piuttosto che fare la bretella, o meglio, prima di fare la bretella bisogna mettere in sicurezza le due provinciali, la Cadore Mare e la strada per via Vittorio Veneto, quella per Piazzano. In particolare la Cadore Mare per noi era l'obiettivo. E siamo andati in regione e abbiamo detto per noi questi sono gli obiettivi. Ci sono i soldi? No, i soldi non ci sono. E allora ho detto cosa facciamo? Beh, facciamo un accordo e mi dici quali sono le tue priorità. Bene, abbiamo fatto nel 2011 un accordo. Priorità: pista ciclabile sulla Cadore Mare, 2 rotatori in centro paese, pista ciclabile su via Vittorio Veneto, eventualmente bretella. Bene, 2 rotatori in qualche maniera si riuscì a farle, in centro a Colognè, quella del Rosario e l'altra laggiù, quella con via Farmacia. E le altre cose invece non siamo riusciti a farle perché non era rischio, semplicemente non era rischio. Ieri sera era la De Berti, l'assessore, cioè qua una squadra che ha rapporti con Regione, che ha rapporti con provincia, sei in contatto quasi quotidiano. Prima la Lisa Tegarò Massa e l'assessore adesso te odia, no, mi odia. Ho fatto quello che era giusto fare, perché l'obiettivo va portato a casa. E allora, siccome abbiamo capito che i meccanismi anche in politica funzionano, che deve essere come un can sulle calice e finché non te gatti da due braghe non te molla, così abbiamo fatto e così continueremo a fare. Qua ci sono le persone in grado di farlo, da altre parti non lo so. Io non ho altro da aggiungere, anche perché sennò vai qua avanti a contarmi